Patto per il Sud, beni culturali, la regione siciliana mette in bilancio le prime risorse, ma tra gli interventi non c'è ancora la fase 3 degli scavi del teatro ellenistico di Agrigento. Il passaggio è tecnico, ma anche abbastanza concreto. Nei giorni scorsi l'assessorato regionale ai beni culturali ha impegnato i primi 55 milioni e mezzo di euro rispetto ai fondi disponibili nel patto per la Sicilia. Perché le somme però possano poi essere a loro volta trasferite agli enti proponenti è però necessario che gli importi vengano registrati nel bilancio regionale come somme in entrata, passaggio che si è consumato adesso. L'elenco è relativamente lungo, ma al suo interno c'è una folta presenza agrigentina. Tra i progetti inseriti ci sono infatti una serie di proposte, tutte provenienti dalla Soprintendenza ai beni culturali di Agrigento. Troviamo 850.500 euro circa che sono stati impegnati per il Museo Casa Natale. A questi si aggiungono poco più di 27.000 euro necessari per i lavori urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza. Seguono 1 milione di euro, tondi per la musealizzazione, valorizzazione, scavo e recupero del relitto di Scoglio Bottazza, ovvero una nave armata risalente presumibilmente al XVII secolo e naufragata a circa 2 miglia e mezzo dal porto di San Leone. L'importo economicamente più impegnativo invece riguarda Eracleamino, oltre 2 milioni di euro per il teatro. Altre 112.000 euro sono state inserite in bilancio per la realizzazione di interventi di restauro della lastra riportante una dedica a Hermes Ercastel, il cui ritrovamento individuò tra l'altro l'area come sede del ginnasio, struttura pubblica deputata alla formazione dei giovani dell'antica Grecia, e il teatro. È noto infatti che sempre nel Patto per il Sud siano stati inseriti circa 2 milioni di euro per la fase 3 dei lavori di scavo. Niente è stato formalmente inserito tra gli interventi da finanziare nell'immediato invece.